Buon Oh, pomeriggio a tutti. buon pomeriggio a tutti cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano e abbiamo come ospiti privilegiati abbiamo Hildegarda. Bene Grazie. Hilde, cosa vuoi dirci? Siamo al consueto appuntamento del sabato, dunque una finestra pomeridiana per tenerci in contatto e per rispondere a un vostro quesito. Siamo dunque qui con un doppio responso. Il primo avviene a una domanda con risposta sì no, e dunque il pendolino a cura del Marietto Veneziano e un approfondimento con le sibille. Dunque, a proposito di questo, vi invito, quando formulate la domanda, a indicare chiaramente il vostro nome, la vostra data di nascita e a formulare una domanda in modo chiaro, che sia possibile rispondere col sì e no per il pendolino e poi appunto, come ho detto, faremo l'approfondimento con le sibille. Per quanto riguarda ad ogni modo sempre l'interrogazione, se doveste chiedere anche non dico per conto, ma su un'altra persona, sul conto di un'altra persona, indicateci anche il nome e la data di nascita di questa persona. Detto questo, rispondiamo in ordine di arrivo, dunque in base a quello che compare nella finestra di controllo della chat in diretta. Abbiamo il saluto di Cira. Ciao Cira cara, Ciao Cira, buon ciao, pomeriggio ciao. anche a te. Allora, ricordo comunque quali sono gli appuntamenti settimanali, perché con oggi chiudiamo questa settimana di contatto e consulti e cose del genere. Dunque, cominciamo il lunedì. Il lunedì abbiamo un doppio appuntamento per i nostri amici. Il primo appuntamento è alle 20:30 fino alle 21:30 sul gruppo Telegram I Magici Arcieri Bertoldini. Dunque è un gruppo di studio aperto a tutti, potete iscrivervi. Troverete il link di invito in descrizione a questo video. Vi servirà semplicemente aver installato l'app Telegram e cliccare su questo link per essere inseriti direttamente nel gruppo. Durante gli incontri parliamo di radiestesia, di radionica, di magia, di cabala e di esoterismo in generale. Dunque, se siete appassionati a queste materie potete aggiungervi, il gruppo è sempre aperto per tutti ed è gratuito. Si prosegue la serata del lunedì sera sul mio canale YouTube, dunque alle 21:30 c'è la diretta con me e le Sibille fino alle 20, 20:10 su per giù. 22 scusate, a straparlo. Dunque, poi la settimana prosegue, abbiamo appunto l'appuntamento del lunedì, il mercoledì invece siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano come oggi. Gli appuntamenti sul suo canale attualmente sono due, il mercoledì sera e il sabato pomeriggio. Il mercoledì sera alle 20:30 fino alle 21, 21:15 e il sabato pomeriggio dalle 16 alle 16:30, 16:45, su per giù, questi sono gli orari. Invece si prosegue la settimana venerdì con la diretta sul mio canale YouTube, sempre alle 21:30 fino alle 22, 22:10. Mi Io, ricordo che, scusa Hilde. scusami, No, Hilde, scusami. l'ultima cosina, vi ricordo che dal momento che il tempo è limitato, dovete essere celeri, cioè arrivare presto, così da poter scrivere la vostra domanda, anche perché, come ho detto, rispondiamo in ordine cronologico in base agli arrivi. Io ho concluso, Marietto. Benissimo, benissimo. Prima di tutto ti volevo chiedere, ti piace il colore che ho scelto per il banner È o fashion. fashion tira? È un È modello fashion. è fashion? Benissimo, allora Sì, sì, sì. sono contento, eh. Sono Sì. contento e vediamo un po' di, come si suol dire, attivarlo ogni tanto, muoverlo. Bene, abbiamo già ciao Sara, abbiamo la nostra Sara, la Veronica, la Cira che ci saluta e vedo Ah già sì, 12 io spettatori vedo attuali. solo Cira e Veronica, non vedo. Ah, ecco qua, si è La aggiornata Sara anche, adesso. E sì, Sara, ciao Veronica, bene, esatto. bene. Però vedo solo una Eh, domandina, se gli altri vogliono fare domandine, se no, chiaramente,
avremo problemi a rispondere, nel senso che oggi sembrano un pochettino spenti. Cosa ne Sì, dici? se sono spenti Cira approfitta, non ti preoccupare. Esatto, sì, esatto. Anche tu Sara, lo sapete. Allora, cominciamo dunque da Veronica? Ma sì, dai, Così nel frattempo si scaldano i motori, si esatto, sciolgono i ghiacci. esatto. Va bene, dai, vediamo un po', Veronica. Sì, Leggimi la domanda, allora va. c'è la sua domanda, dunque sono Veronica Leone, nata 11 agosto del 78. Vediamo se si farà avanti Alessandro del 4 aprile dell'80 e quando. Va bene, aspetta, allora Alessandro e Veronica. Mh. Mh. Beh, insomma è lì che ci tenta, lì Mh. l'Alessandro è pensieroso, dice: "S vado, non vado, vado, non vado, vado, non Eh, vado, vado, non se ci va". pensa un altro po'. Se pensa un Oh! altro po' arriva ancora il prossimo coronavirus, Ti ricordi la canzone "Dai, dai, dai, dagli una Esa spinta, dagli una altro che spinta". lo Zecchino d'Oro qui. Comunque, sì, alla Sì, fine sì. penso proprio che l'Alessandro una una spintarella, sì, 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 sì. Sì, Fammi un po' accidenti. un'analisi con le tue super sibille. Vediamo cosa dicono le sibille. Eh, dire indeciso Veronica, perché sta valutando i pro e contro. Di che segno è abbiamo detto? Vediamo. Allora, 4 aprile dell'80 e tu 11 agosto del 78, beh, così sulla carta astrologicamente siete anche abbastanza compatibili. Allora, poi chiaramente bisognerebbe approfondire perché non tutto gira intorno al sole di nascita. Allora, vediamo un pochino. Dunque, Veronica e Alessandro, vediamo Alessandro se questa spinta se la dà da solo. Beh, il taglio incoraggiante, eh? Scusate, ma ecco qua, sistemiamole bene, che poi me le trovo sulle ginocchia. Eccoci qui. Beh, devo dire che non sarà proprio prestissimo, eh? Veramente l'indecisione compare anche nelle sibille. È come se è già stato sognato un po' questo inizio nel passato, magari c'è stato anche un accenno di flirt perché c'è la carta della speranza, anche se poi è rimasto tutto, o almeno così si direbbe, che sia rimasto tutto su un piano amichevole, forse per timore di fare qualche errore, qualche pasticcio. Comunque ci sono stati dei cenni di apertura in passato. Al momento, al momento è un po' ferma la faccenda, o perché siete in un contesto competitivo dove ci sono delle situazioni anche di orgoglio che bisogna un po' stare sull'attenti, c'è dunque una lontananza in questo momento. Comunque ci sono dei pretesti per sentirsi, perché comunque c'è lettera e domestico, dunque c'è una certa volontà di essere presente, collaborativo, non si tira indietro, però abbiamo nel prossimo periodo delle carte un po' così, non sono proprio bellissime, perché amore sì, però poi vedovo, dunque, e disgrazia, dunque insomma diciamo che non è nel prossimo periodo che si svilupperà questa cosa, anzi probabilmente ci sarà una situazione di imbarazzo che bloccherà ulteriormente la faccenda, perché c'è la carta della prigione accanto alla fortuna. Dunque per un po' devo dire che non prende il volo questa cosa, però attenzione, chiude con la riunione. Dunque ci saranno sicuramente delle situazioni da affrontare, qualche blocco
nel prossimo periodo, però poi chiude con la carta della riunione. L'esito, beh, io non so se questo ragazzo comunque abbia già una fidanzata o qualcuno, perché vedi, donna di servizio, allegrezza al cuore è la matrice, dunque è probabile che magari il suo tentennamento sia anche dovuto a qualcosa che ha già in corso, questo ragazzo qua. Mm. Allora, vediamo un po' la prossima domanda. Vediamo un po' la prossima domanda. Perché poi ho visto che ne comparivano una serie. Dunque, allora, Zacca, pensi che... buongiorno. Sì, Zacca. 10 febbraio 2019 ho avuto un incidente. Ah, ok, il 10 febbraio 2019 ho avuto un incidente, mi ha Sì. investito la macchina. Porca, speriamo che tu stia bene. Posso fidarmi del mio avvocato? Lei si chiama Marcela, 17 agosto 69. Adesso qui, allora qui io userei due circuiti, perché questa qui è una cosa Mm, seria, quindi certo. guardiamo prima di tutto se il suo avvocato è una persona seria oppure è un birichino, poi vediamo se cioè come lavora di solito e poi Sì. guardiamo No, vediamo per se, lei come... esatto, per lei, come lavorerà per lei. Allora, diciamo che il suo avvocato di solito lavora bene, Mm. in generale, non è proprio l'ultimo, cioè Tra ha buono e buona volontà. ottimo. Non è ottimo, però diciamo non è un perimesum, però E fra diciamo, buono e ottimo comunque non mi sembra... esatto, esatto. Adesso vediamo per lei se lavorerà bene. Per Marcela, se si può fidare del suo avvocato. Ma direi di sì, anche se in queste cause qui c'è sempre la telefonatina dell'amico in assicurazione, quelle cose lì, però lui ce la metterà tutta, eh. Bene. Sì, penso che ce la metterà tutta con le sue possibilità e certamente non è il principe del foro, però è bravo, molto bravo, sì, 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 sì. Beh, insomma, comunque non è male Non è da male, quello hai che fatto abbiamo bene a visto. contattarci Zac, sei nel posto giusto e nella risposta giusta. E adesso lei ci fa una Vediamo, radiografia dettagliata. vediamo un pochino questo avvocato per Marcela. E beh, gran signore e gran consolazione, già al taglio mi sembra una persona seria. Date che forse, certo che, ecco, così ho trovato l'inquadratura. Allora, dunque, questo avvocato, ma è una donna? Perché mi sembra che ci siano figure femminili, ritengo che possa trattarsi di una donna. Ad ogni modo, una donna anche abbastanza grande, non è più giovanissima, però si direbbe proprio una che conosce le cose e sa come muoversi. Probabilmente inizialmente questa tua sfiducia o questa tua perplessità è dovuta al fatto che non sempre è stato facile reperirla o comunque è come se ci fossero delle lungaggini. Comunque è una persona che ha delle capacità, perché la carta della superbia vicino al pensiero fa capire che ha delle idee brillanti e delle buone capacità e comincerà anche e ti comunicherà un cambiamento di rotta. Nel prossimo periodo probabilmente andrai anche a sentirla e è possibile che ti comunichi qualcosa che non proprio ti piacerà. Ritengo che forse non, o la parte avversa non vuole riconoscerti la cosa, è come se ci fossero delle, come dire, delle alterazioni, comunque ci sono delle cose esterne a voi, non causate da voi, che creano ostacolo.
è possibile che non so, non so come giustificarla questa, perché è lì da sola, soletta. Allora, è probabile che qualcuno tiri il colpo di dimostrare che non è stato come dicevi tu. Probabilmente cercheranno di dare un'altra visione, un'altra opzione che prova a cambiare le cose. Comunque l'esito è favorevole, è una persona capace che si dà molto da fare e secondo me è anche cioè, come tipo di stesa, visto la domanda, è valida, l'avvocato è valido. Bene. Quindi sì, ce la metterà tutta Quindi sì, praticamente. certo. Occhio solo che dalla parte avversa forse non diranno le cose giuste, Ormai quando tireranno un po'. quando ci son queste cose qua. Eh, Comunque scaricati i circuiti nel, canale, cioè nel sito, o scusa, anche nel gruppo Facebook, oppure anche nel sito del capitano.intervista.org per appunto le le dispute, cause, sì, le le cause cause, sì, legali esatto. esistono È dei gratis, è circuiti. gratuito e quindi, attivalo e vediamo un po' come va a finire. Casomai tienici informata, eh. Andiamo avanti. Bene, bene. Allora, Cira, che ha fatto bene a raccogliere la palla al balzo, l'abbiamo invitata a farsi avanti visto che sembrava non ci fosse nessuno. Sabatino, 24 marzo 65, parla di noi con il suo amico Pino. Aspetta, Lei, aspetta, io sono a Zacca, poi scendo, c'è Cira. Ah, ecco sì, esatto, sto sì, parlando di sì, sì. lei. Perché un po' dappertutto, come il Chiede, prezzemolo, sta Cira e me lo becco anche sì, sopra. Va sì, bene, ci ha trovati, non ci lascia, va bene. va bene. Allora, Allora, di dunque, vuole sapere se Sabatino, nato il 24 marzo del 65, parla di lei e lui, di noi, intendendo lei anche, e lei 28 dicembre 75, con l'amico Pino. l'amico Pino, eh. Mm. Nome è una Che garanzia. sembra che se l'amico Pino è un Questa po' qui come l'amico è Fritz. un'indagine alla Sherlock Holmes, qui fra un po'. Va bene, vediamo un po'. Sì, Se sì. Sabatino parla di Pino, di loro, eh. No, parla con Pino di loro. Sì, sì, o sì, traduci quello. Aspetta, anche il pendolino. Traduco tutti, te, tu, loro. Ma sì, è Sai qualche Sabatino è un spifferone, è un tipo come le Sibille, chiacchiera, gli un piace chiacchierare. chiacchierino? Chiacchierino, è un chiacchierino, gliela racconta su ogni tanto, birichino. Nel frattempo, ciao Assunta, ciao Francesca, vediamo chi altro si è aggiunto. Ciao Selli, ciao Tiziana, e, Esther, Gianfranco, ciao, e Fiorella, Daniela, bene, benissimo. Allora, bene, bene, torniamo dunque a dove eravamo Ah, arrivati? Cira Al col Cira. sabattino, birichino, Sì, sì, spifferino. sì. Allora, eccolo qua, vediamo Sabatino, 24 marzo 65. Si chiacchiera con l'amico Pino, che sembra l'amico Fritz, perché Pino è un nome molto diffuso, Peppe, Beppe, Pino. Mettiamo, Sono i migliori Pini. è un nome, una garanzia, ve lo dice una di parte. Allora, mm, beh, c'è un legame molto grande fra loro due, dunque è possibile. Eh. Eh, però sì, probabilmente accenna qualcosa, ma è molto, molto, molto guardingo, fa molta attenzione. Non lo vedo slanciatissimo perché magari nel passato ha fatto qualche osservazione, però
quasi subito si è pentito, non dico proprio pentito, ma si è un po' preoccupato di aver parlato. Al presente non credo che stia parlando più. C'è i deliranti, prigione, dottore, ladro, dunque diciamo che forse al momento non fa più tante osservazioni, però, eh, però il loro rapporto è consolidato e probabilmente più avanti un pochettino le cose cambieranno. In effetti nelle carte di esito c'è, a parte il nemico, c'è la carta dell'amica, dunque lui comunque fa molta attenzione, magari qualcosa gli avrà accennato anche, però misura moltissimo quello che deve dire, fa molta attenzione, non è proprio... eh. Ok, possiamo andare avanti. Sì? Allora, qua c'è una domanda un po' tanto importante. Ciao a tutti, Marietto, potresti trovare con il pendolo la causa degli stati febbrili di mia figlia Arianna, 22 ottobre 2002. Bella domanda. Qui bisognerebbe tirare fuori il circuito, questo qua, dei colori, e tu Ilde Diciamo dovresti... che noi in genere alle live intanto Esatto, preferiamo non rispondere di sulla questioni salute, sì. legate alla salute, anche perché è una finestra un po' gioco, no? Diciamo che cerchiamo di tenere un Esatto, po' spensierata. Qua esatto. magari dovresti valutare un consulto calibra, mm, Sì, perché così che viene eh, affrontato un po' più seriamente. esatto, perché questa qui è poi una finestra giocosa in cui chiaramente Mm. noi, come si suol dire, lo mettiamo un po' sullo scherzo, poi Certo. appunto in futuro ci sarà anche il Sibile Trash del Marietto, qui faccio un po' la pubblicità per me, Vabbè, che saranno bravo. ancora Sì, più sì. scherzose, ma purtroppo qui non possiamo prenderci la Mm, responsabilità di dire cose che poi magari in futuro mm. mi dispiace. Allora, Eh, passiamo avanti. sì, Francesca, buonasera, vorrei sapere se Francesca, vabbè, 16 settembre 94, ha maledizioni o negatività. Vediamo se ha una maledizione. sì, aspetta, che mi guardo Mhm. bene la Francesca, la maledizione 16, negatività. 16 giugno, questa data, chissà chi è questa data. Sì, 60 è, 94. è nata una santa 16 giugno 94. A maledizioni? o negatività. Vabbè, intanto cerca se ha maledizioni e poi dopo, perché magari scendiamo, no? Qualcosina sì, Ma tu hai magari fatto domanda unica oppure... maledizioni, maledizioni. Ok, Vediamo negatività. vediamo negatività. E No. sembra quasi che la negatività di meno, però magari a che... Guarda un po' te, Hilde, se hai litigato con qualcuno, questa signora, e a vedere un po', perché È sembra che signora qualcuno... del 94 ancora. Boh, io sono sempre un gentleman, sono sempre un Va gentleman, bene, va bene. elegante, no? Però voglio dire, vai in analisi a vedere un po' in dettaglio. Vediamo Se che magari hai succede. litigato con qualcuno geloso, magari ha pensato Mm, qualcosa di un ex pesante. fidanzato, non troverai mai uno che ti amerà come me. Ha Semplicemente. ragione Hilde. Sì, sì, poi ne Dicono trovi di tutti meglio, così. grazie a Dio, perché dicono tutti così. Allora, vediamoli se è la maledizione di qualche ex. Allora, allora,
Beh, diciamo che qualcosina c'è effettivamente. Nasce tutto dal disagio di una persona che si è ma forse scherzando l'ho detta veramente la cosa, che qualche ex le deve aver mandato qualche fulmine. Comunque adesso scherzi a parte, c'è probabilmente non sei stata neanche tanto bene in passato, cioè non è neanche una cosa che hai addosso da pochissimo, e già nel passato recente ha già cominciato a dare dei segni. Comunque, a quanto pare porta abbastanza scompiglio nella tua vita, come se le persone si allontanassero. Comunque, ehm, io penso di più che sì, c'è qualcosa, ma non l'alimentare più di tanto. Poi casomai possiamo sempre valutare privatamente come intervenire su questa cosa, ma diciamo che anche la presenza di una nemica, non lo so, ci sono un po' di cosine nella questione, in qualche situazione non proprio chiarissima, però per lo più si direbbe che sia causato da una questione, un dispiacere del passato. Attualmente, te l'ho detto, quello che ti porta è come se tutto quello che nascesse si allontanasse, no? Si crea della confusione, del caos e poi si ritarda, si rallenta tutto. Effettivamente qualcosina c'è, però ti ripeto, nel prossimo periodo ritengo che possa esserci un nuovo inizio, qualcosa di più positivo, sebbene con qualche ostacolo, con qualche gente pettegola. Beh, ladro e sacerdote, abbiamo qui giovane fanciulla, donna maritata, ladro e sacerdote, dunque diciamo che si va a insinuare in cose che vengono raffreddate un po', no? Te l'ho detto, è come la sensazione che ci fossero delle cose che iniziano e poi si smorzano, proprio come se ci fosse del negativo, perché c'è. Va bene, allora, andiamo avanti. Andiamo avanti, quindi Assunta, Francesca abbiamo sistemato, vediamo un sì. po'. Dovrebbe esserci Assunta, se vedo bene. Assunta, sì, esatto, Assunta. Assunta cosa dici? Gentilmente, se mia figlia Elisabetta, 19 maggio 89, troverà l'amore. Sì, vediamo un po', Elisabetta, vediamo un po' se ci sarà veramente qualcosa di caliente. Una bella estate. Una bella estate. Cos'è? Fa troppo caldo il pendolino? Sta sudando anche il pendolino. Soffia un po'. Uh, Il vento dell'amore. sì, qualcosina, però non è per subito, ci sarà un po' da. Abbiamo visto questo, noi scherzando abbiamo soffiato sul pendolino, ma vuol dire che ci metterà un po'. Un pochettino, è un diesel. Mm. Quello lì che deve arrivare è un pochettino un diesel. Sì, però arriverà, arriverà con calma. Vediamo. E deve fare una bella radiografia della situation. Sì, va bene. Guardiamo un pochettino per Elisabetta. Sì. Ma non è che ancora ha la testa al passato, Elisabetta? C'è ancora qualcosa? Mm? Vediamo un po'. Forse non ha superato del tutto. Mm. Mm. Allora, effettivamente è la fine di una storia d'amore quella che le pesa ancora addosso, che qualcosa che con fatica ha lasciato andare, con non pochi rimpianti. C'è
un qualcosa insomma che ancora oggi fa da ostacolo. In effetti vedi che c'è la carta della matrice, la stessa che è caduta prima, non a caso, e abbiamo poi le lacrime, dunque ancora piange per il passato, qualcosa che proprio ancora non, tu magari giustamente da madre ti preoccupi, però lei è ancora innamorata di una persona del suo passato, probabilmente questo la frena nei confronti di qualsiasi altra persona che possa farsi avanti. In effetti, anche se comincerà ad avere desiderio di alleggerirsi, però è ancora lì, anche nel prossimo periodo non la vedo tanto partire, lasciarsi tutto alle spalle. Piuttosto un po' più avanti comincerà ad attendere qualcuno o qualcosa, comincerà a lavorare dentro di lei la voglia, il desiderio di trovare una guarigione in questa situazione, cioè di recuperare, di ricominciare, anche se non sarà facile perché probabilmente o questo indica l'arrivo di una figura, di un uomo, probabilmente che per lavoro ha a che fare con la sanità, con la salute, eccetera, però c'è gelosia, dunque ci sono delle emozioni forti che possono creare contrasto o contrattempo. In effetti è possibile che arrivi anche più di un uomo, vedi qui, abbiamo una serie di opzioni, ma è come se potrebbe anche parlare di un uomo solo che è ben posizionato economicamente e che fa un lavoro dove è riconosciuto nella sua preparazione, nella sua bravura, e che potrebbe in qualche modo entrare nella sua vita non in modo proprio eh, consono o consueto, cioè o è un uomo già impegnato e più grande di lei, che potrebbe essere il significato di queste due carte, oppure comunque qualcosa creerà un freno, un raffreddamento nei confronti di questo uomo che potrebbe arrivare nel prossimo periodo. Comunque deve superare un po' il suo passato. Andiamo avanti. Brava, una bellissima lettura, hai proprio accarezzato l'anima facendo questa Ah, lettura. Mi è sì. piaciuta anche a me, brava, è proprio Grazie. una radiografia proprio Ma dopo. Brava. allora, Andiamo vediamo avanti. Selli, buongiorno. Come andranno le cose in amore tra Alessandro, 12 aprile 86, e Alessia, 27 aprile 93? Allora, guarda un po', io potrei usare allora questa cosa qui, cioè questo quadrante radiostesico, anche se per il lavoro, perché non voglio cercare altro, con questo, Vabbè, va bene, vediamo come andranno, una valutazione. Ops, una valutazione veloce. Facciamo nel raggio di 6 mesi. Insomma, discreto, Mm. niente. Ogni tanto ha uno slancio verso il buono, ma si assesta. Sì, si assesta sì, diciamo Va che non bene, è vediamo. sopravvivono, via. Ma cosa ho pestato qua? Scusate. Allora, vediamo un po' come andrà allora tra Alessandro, 12 aprile 86, e Alessia, 27 aprile 93. Mm. Allora, direi che è una situazione che nasce abbastanza di recente,
probabilmente con la presenza qua nemica e amatrice, probabilmente c'era di mezzo comunque anche un'altra persona all'inizio di questo rapporto, o lui stava concludendo un rapporto, oppure c'era ancora un'ombra, diciamo così, però niente di preoccupante perché abbiamo denaro, fortuna, bel vedere, dunque è stato un incontro abbastanza favorevole, positivo. Attualmente c'è una volontà di impegno, ma una volontà di impegno anche spensierato, no? Che ha il desiderio di bellezza, di leggerezza. Può anche essere, non lo so, perché sappiamo poco e niente di quello che vi riguarda, tranne quel poco che ci accennate nella domanda, potrebbe anche essere che o la persona, uno dei due, sia di una regione, di uno stato diverso, o ci sia della lontananza, o comunque c'è qualcosa che ha a che fare con posti lontani, o l'intenzione di andare da qualche parte. Comunque è un'unione al momento molto bella, al suo inizio, ma che ha un bel potenziale. Nel prossimo periodo lui, tra l'altro, sarà molto slanciato e il sentimento crescerà e darà delle soddisfazioni anche come intimità, come rapporto, che sembrerà appunto essere piuttosto, come dire, anche esclusivo, no? Cioè di voler stare solo voi due e lasciare il mondo fuori. Però nel prossimo periodo, più in là, diciamo dopo un mese e mezzo, da questa fase molto, molto bella, qualcosa cambia, è come se ci fosse un richiamo a determinate responsabilità, oppure un segreto che riguarda lui, o qualcosa che ha a che fare con una donna sposata, però per te diciamo che comunque avrai delle soddisfazioni da questa persona. Ho, l'esito spiega un po' come ci sia comunque un'intenzione di progettare, ma qualcosa non è proprio tutto chiaro e tutto bello. Ci saranno dei momenti in cui incontrarti con lui ti lasceranno un po' l'amaro in bocca in certe circostanze, non sempre sarà tutto tra un po', perché adesso te l'ho detto, state vivendo una bellissima fase. Più avanti però, più avanti Ci sarà così. qualche scossone, Mh, qualche mh. traballamento. Sì. Allora, Ci saluta anche la nostra Tiziana Luci, che è sempre una sì, penso di averla salutata prima. Ciao Tiziana, ci fa sempre piacere che sei con noi. Sì. Bene, andiamo avanti, vediamo un po'. Veronica Ricci cosa dice? Spiegami un po'. Allora guarda cosa dice Zacca, forse prima, che sarebbe Marcella che abbiamo visto, io vedevo una moglie, uomo ma delega anche sua moglie. Secondo me alla fine se ne occuperà più lei di lui, perché Ah, ecco ho perché. visto questa figura femminile molto Sì, presente. comunque è un bravo tipo nel suo campo. Chiaro che poi sai, Sì, in sì, quelle sì, cose abbiamo visto, assicurative sì, dove può probabilmente fa lavorare un po' la moglie, ecco. Allora, abbiamo Esther, arriverà la serenità economica? Grazie, allora Esther, 11 gennaio 63. Esther, aspetta un po', prendiamo subito il nostro se per Esther arriva la serenità economica, Vediamo un po'. Sarà lunga, anche perché Con qualche assestamento, perché qualche poi ha sì. girato di nuovo sì, Esther però penso che quest'anno, anche perché hanno già in programma di far partire un altro Covid, Covid, quindi allegria, quindi preparatevi. preparatevi mascherine,
rosario, melatonina, sì, insomma quelle cose lì, e tanti circuiti del Marietto Veneziano di De Garda, e naturalmente a seguirci sui nostri canali. Sì. Allora, vediamo un pochettino per Esther e la Comunque sì, serenità Esther, alla economica. fine ce la farai, sì, sì. Sì, certo, sono tempi particolari, questi. Comunque va bene, vediamo un po'. Senti, parla di commercio con terre lontane o di fare attenzione a un affare, fai attenzione a un affare. Beh, allora, al momento c'è tanto lavoro e poco appagamento, tanto darsi da fare, ma con la sensazione che sta cosa non si avvicini mai. Scusate, non erano inquadrate bene. Come se la serenità stesse sempre un passo più in là. Allora, partiamo comunque dal passato. Abbiamo dispiacere, artista che ogni tanto io, siccome per me hanno ormai significato il nome, me lo dimentico ogni tanto, la stanza, lettera e falsità. Dunque abbiamo una situazione un po' particolare dove ci dice che, insomma, 2 volte mette l'accento su delle notizie. Una prima volta una notizia comunque spiacevole, probabilmente ricevuta da una persona durante un colloquio o a tu per tu, vis-à-vis. Dunque in questo caso però era una comunicazione falsa. Per quanto riguarda, te l'ho detto, il presente, c'è tanto, nonostante il tanto lavoro, non sembra mai arrivare questo momento di gioia, però c'è una bella carta che è la carta della costanza ed è una carta che è di riuscita. Dunque devi continuare a impegnarti, a sperare, perché, ma anche a parlare evidentemente con qualcuno per poter far fronte ad alcuni ostacoli. C'è la possibilità che qualcuno ti sappia dare poi in futuro dei consigli o che ti sappia seguire, aiutare a risolvere la situazione, perché vedo il cambiamento di posizione. Qua siamo già però nell'arco dei prossimi 2 mesi e comunque con alti e bassi non vedo, cioè vedo che si parla, ma non la svolta. La svolta forse può cominciare da qui, o con un cambiamento volontario oppure con un trasferimento. Qua vediamo un po', vedi che si paga il prezzo di un'imprudenza, di un qualcosa fatto probabilmente ingenuamente, si è commesso un errore, non lo so, però comunque è possibile che arrivi prima o poi, perché nonostante queste 2 carte non tanto positive, comunque entra poi un cambiamento, una nuova modalità dove appunto ci saranno dei progetti o comunque la necessità di riflettere bene per quanto riguarda la casa o comunque i propri congiunti. Bene. Bene, Marietto. Oggi sei uno Sì. spettacolo, motorino, un diesel, sei partita super, super, devo proprio Sì. dire, brava, brava, nostra Ilde, che oggi è scoppiettante. Andiamo avanti con la prossima domanda, perché vedo Marietto però, Giulia, come sto? Io bene, e tu? Che vedo vedo i che mi ha nostri amici scritto. che sono aumentati, e Sì, vedo la sì. Giulia che ci saluta. Ciao Giulia. Allora, Marietto, io per questioni di orario sai benissimo che oltre a fare le sibille, i consulti, sono una ritualista, dunque mi sta entrando l'ora di Marte e io ho un lavoro da fare. Dunque, facciamo magari l'ultima domanda, se non ti dispiace, perché Mh, poi devo per forza, almeno vai. io, magari No, puoi perché dopo continuare mi tu. tocca pagare gli straordinari, ha ragione, ha ragione. Quindi, va bene, dai, facciamo l'ultima domanda, mi hai convinto.
Okay, allora c'è una domanda di Gianfranco che Sì? non c'entra nulla, dice, con carte e pendolino, E ma ci prova. chiede se gli animali hanno un'anima. Anche loro sono soggetti al karma, quindi Io non ce l'ho possono ad esempio. non avere rinascita o no? Eh? L'animalone qui, cioè io ce l'ho, tu? Eh sì. Va bene, ma hai capito la domanda, vero? Sì, Vuole sì, ah, sapere se anche gli animali sono soggetti a karma. Vuoi farla col pendolino questa domanda? certo, certo, perché avrei un racconto da fare, ma non posso farla, eh. Quindi no, non son soggetti a karma gli animali in sé, no. Questo non Però significa che non rinascano. no, 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 anzi, Nulla. anzi, I perché, cicli di nascita, rinascita, reincarnazione sì, hanno una sì, loro sì, evoluzione anche loro, da però loro piccolino da non pagano il piccolino karma, noi paghiamo il karma anche per esatto, quello da che piccolino mi facciamo. hanno fatto proprio conoscere il non so se lo chiamano Deva, gli orientali, il Sì, capo sì, dei gatti. il Deva dei gatti, sì, me lo Il tema dei gatti ricordo. perché gli facevo male ai gatti, perché non ero troppo piccolino, no, e poi il Deva dei gatti mi ha detto: "Tu nel futuro avrai molti gatti", infatti ho avuto anche fino a 30 gatti contemporaneamente, no, per poter, bilanciare il fatto che da piccolino ho fatto le maglie dei gattini, no. Avevo 6, 7 anni, non capivo chiaramente, no, però Mh-mh. il capitano degli alpini ha interceduto per me, ho parlato con questo essere e mi ha detto: "No, tu per bilanciare, ti daremo fino a 30 gatti". Quindi Però sì, è così. sì, È sì, proprio vero però quello che dicono. non sono gli animali a pagare il karma, noi paghiamo il No, karma. altro Gli che. animali però si reincarnano, Esatto, sì. vedete, la loro anima è molto più semplice della nostra, è un'anima, più istintiva e sono senza colpa. Anche durante anche quando mangiano altri animali, anche quando predano, loro sono senza colpa, perché quella è la loro natura. Distinto, sì. Non è la stessa cosa per noi. Sono matrici diverse, anime differenti, ma pur sempre anime, dunque hanno l'anima, non sono soggetti al karma, rinascono. Okay. Esatto, sì, 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 esatto, proprio così. Marietto, con Sei questa sei praticamente full up, capisco e sei stata bravissima come al solito. I nostri amici ci vogliono bene, vedi che sono sempre tanti. Bene, mi fa tanto piacere, li salutiamo tutti, cosa ne dici? ma Io sì, avevo già penso, salutato qualcuno, però puoi ehm invitarli alla prossima live tua. assolutamente sì, lunedì sera tornate, io ho questo spazio dalle 21:30 in poi, dunque se vi fa piacere, lunedì sera sul mio canale YouTube dalle 21:30 rispondo alle domande a cui non siamo riusciti a Oppure rispondere se vogliono un oggi. consulto professionale metto qui il numero, vedi? Esatto, va bene, sì, oppure potete prenotare il vostro consulto al 347 8702 622. Il costo di un consulto è 20 €, 45 minuti circa, perché ho Sì. bisogno di recuperare da un consulto all'altro. Esatto, praticamente così. Comunque se eventualmente non possono o non vogliono o Possono preferiscono questo, approfittare dei tanti spazi che noi regaliamo con immenso piacere. Dunque, noi siamo sempre a disposizione ben 4 giorni a settimana, dunque, non c'è problema. Ricordatevi anche del gruppo gratuito su Telegram, I Magici Arcieri Bertoldini, e i 2 gruppi su Facebook, Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia, e l'altro è I Casti Sacerdotali. Di tutte queste cose trovate il link in descrizione per poterci raggiungere. e nel futuro prossimo le Sibille Trash del Marietto alla Le mattina. cresce, poi ci sarà il canale che faremo insieme, dunque Abbiamo tante novità in serbo per gli amici che ci seguono sempre. esatto, esatto. Mh. Allora io vi abbraccio tutti e ci ritroviamo lunedì. Ciao. Ciao.